Un interessante evento si è svolto ieri sera in occasione della Giornata della Dante, voluto dall'associazione che porta il nome del sommo poeta, presieduta da Enza Ierna. Casa San Filippo per l'occasione ha dato modo di poter parlare delle donne nella prima comunità cristiana, nell'arte, nella letteratura, nelle scienze e nella Divina Commedia. Relatori d'eccezione il direttore dell'Ufficio Beni Ecclesiastici, Don Giuseppe Pontillo, la direttrice del Museo Diocesano, Domenica Brancato, il professore Giuseppe Capraro, il grande ufficiale Paolo Cilona. Presenti i club Inner Wheel di Agrigento, presieduto da Patrizia Di Giovanni Vitellaro, e Sor Optimist di Agrigento, guidato in questo biennio da Marianna Barracco, che hanno patrocinato l'iniziativa. La serata è stata arricchita dal contributo delle poetesse Giuseppina Mira, Elena Musso, Anna Vitello e Liliana Arrigo e la lettrice Tania Cotugno, che insieme all'artista Sandro Re hanno regalato emozionanti pagine di letteratura, unitamente alla possente voce del tenore Davide Guarraci. Direttore artistico è stato Fabrizio Randazzo. Sentiamo l'intervento della poetessa Giuseppina Mira. Io donna sono energia d'amore per soffiare sulle scorie e portare alla luce la tua esistenza. Sono emozione incandescente per liberare dalle tenebre la voglia di vivere e restituirla al sole. Sono dignità per innalzare un altare al lavoro e al sacro rito dell'onesto sudore della fronte. Sono saggezza per stringere la mano alla verità e non venire a compromessi con la menzogna. Sono misericordia per rimarginare le ferite della coscienza, alzarla da giaciglio e farla camminare sul viale della risurrezione. Sono armonia del cuore e della mente per non rassegnarmi alla disarmonia delle violenze, delle ingiustizie, degli egoismi, delle arroganze, delle guerre, delle miserie. Sono arte per fare della vita un capolavoro e svelarne il segreto ai miei figli e ai figli dei miei figli. Io donna sono bellezza. Se a volte lo dimentico, chiedo perdono a me stessa. Grazie.